Al Consorzio Savo di Portogruaro si è tenuto un importante incontro organizzato da Confartigianato. Vediamo il servizio. Il settore degli autotrasporti sta affrontando un periodo di dura crisi. Per questo motivo c'è stato un incontro tra i capi di categoria e gli autotrasportatori per dare risposte alle numerose domande. Che cosa chiedete come categoria? Come categoria chiediamo il rispetto delle regole innanzitutto e poi che il governo dia la possibilità alle imprese di accedere a un credito migliore e che ci sia la possibilità anche di poter spendere i soldi subito e velocemente, quello del ristorno delle accise per quanto riguarda l'autotrasporto. Già ci sono fatti passi in avanti, però non sono sufficienti. Bisogna riuscire a scontare subito il costo delle accise immediatamente al momento che acquistiamo il gasolio. Tra i vari cambiamenti del periodo, il governo Monti ha emanato alcuni provvedimenti, come ad esempio l'iscrizione all'albo e l'articolo 83 bis. L'83 bis era una buona legge, nata bene, in partenza era stata fatta veramente bene. Poi, come tutte le leggi in Italia, vengono estrapolate per far piacere a Confindustria e via dicendo. L'83 bis non è altro che una legge per garantire i costi minimi di sicurezza, non di esercizio, perché sappiamo benissimo anche noi che tutti i costi della sicurezza sono rivolti solo e solamente sulle spalle dei trasportatori. L'assemblea, organizzata in collaborazione con Confartigianato, ha avuto la partecipazione dei due presidenti dei mandamenti di San Donà di Piave e Portogruaro, che hanno dato appoggio e sostegno alla categoria. La cosa che più mi piace sottolineare è che Portogruaro e San Donà insieme già da molto tempo, ormai è quasi una tradizione nell'ultimo anno e mezzo, riusciamo, anzi vogliamo fare delle cose assieme, tipo la fiera di Caorle l'altro giorno e quant'altro, proprio per far sinergia e mettere a disposizione tutte le risorse per i nostri associati senza campanilismi assurdi che in altre realtà si notano lontano un miglio. Il momento è molto critico, specialmente per l'autotrasporto, con tutti questi aumenti di gasolio e compagnia bella, e sicuramente mettersi assieme è un motivo di forza e sicuramente vincente.